Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, benvenuti nella mia Vicenza vestita a festa per l'adunata degli Alpini, 95esima adunata che vi vorrò mostrare e portare sul canale. Parto da qui, dalla casa di tutti i vicentini, dallo Stadio Menti, e faremo un giro tra le bellezze di Vicenza, ma soprattutto in mezzo alla festa degli Alpini. Daremo voce a loro e vi farò vedere come si svolge, come si struttura. Probabilmente vedrete anche una parte di me che non conoscete, quindi probabilmente vi porterò nella festa a tutti gli effetti. Quindi vamos che ci sarà da divertirsi. Immancabile l'uomo verde quando si tratta di Alpini, lui in prima linea. Sempre presente, sempre presente. Cosa ci racconti di questa adunata, questa tua ennesima adunata? Questa è l'ennesima adunata nella mia città e niente, è finalmente arrivata nella mia città a dargli un po' di... Con orgoglio, un po' di luce e di splendore. Oggi è sabato, è una giornata di festa, domani ci saranno le sfilate. e adesso stiamo andando proprio dove finiranno le sfilate di domani? No, a metà del percorso, metà. dove Ok. ci sono le tribune d'onore. Ok. Quando giunge la sera la festa si fa ancora più interessante, quindi adesso giriamo per le vie di Vicenza a vedere cosa ci riserva. Vi devo dire la verità, vedere la mia città così piena di gente, così piena di vita, così piena di festa, mi ha emozionato tantissimo già dal primo giorno. Gli alpini hanno portato valore, unione e messaggi davvero positivi. Con la loro simpatia e con i loro sorrisi hanno regalato ricchezza e vitalità che da tempo non si vedevano.
Signori miei, la serata è stata di quelle provanti, quindi a una certa bisogna anche dire basta, tornarsene a casa perché domani c'è una sfilata da vedere e quindi ci vediamo dopo. A fra poco, ciao! Ed eccoci qua, la domenica, il giorno della sfilata. Vicenza è transennata per benino, quindi devo farmi un bel pezzo di strada a piedi. Ho appena passato lo sbarramento qui dietro, proseguo lungo il viale e poi ci dirigeremo direttamente verso il percorso della sfilata. Vamos! La sfilata ha un valore assolutamente importante e di rilievo. Si sfila per chi ha dato corpo e anima in battaglia per la nostra libertà. Si sfila quindi per le medaglie e il valore appese nei vessilli di tutte le città italiane.
Vicenza hanno sfilato 500.000 alpini, 12 ore di sfilata, in memoria dei valori e come esempio per le generazioni future. Un mio grazie personale a tutti gli alpini. Siamo riusciti ad arrivare in fondo anche a questa adunata e è sempre un'emozione vedere gli alpini che sfilano. Sono stati un'emozione questi 3 giorni qui a Vicenza. Spero vi sia arrivata tutta con questo mio video, che non ha nessuna pretesa se non che quello di tenere alto il valore degli alpini e tutto quello che loro, con i loro insegnamenti, il loro sostegno che danno all'Italia, portano avanti. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!